una strada su cui bisogna prestare molta attenzione quando la si percorre. Provinciale 34 a Sernaglia della Battaglia, ancora una volta teatro di un gravissimo incidente, quello in cui stamattina alle 7 ha perso la vita un 53enne di Vidor, Ferrante Battistin. Immagini drammatiche quelle del sinistro, altrettanto impressionanti quelli dei mezzi coinvolti, 2 furgoni che si sono scontrati frontalmente all'altezza di una semicurva. Battistin era al volante del furgone della ditta per cui lavorava la Vanina di Valdobbiadene. Insieme a un collega si preparava a una nuova giornata di lavoro. Si dirigevano verso Pieve di Soligo quando all'improvviso, stando alla ricostruzione della polizia stradale di Vittorio Veneto, si sono trovati di fronte un camion frigo che avrebbe invaso, forse per una distrazione, forse per l'eccessiva velocità, la corsia opposta. Per terra i segni del disperato tentativo di sterzare. I 2 mezzi si sono scontrati e quello di Battistin è poi finito nella scarpata. Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estrarre lui e il collega dalle lamiere dell'abitacolo. Per Battistin non c'era già più nulla da fare, il collega gravissimo è stato trasportato d'urgenza all'ospedale di Conegliano. L'autista del camion frigo, anche lui in condizioni critiche, ha raggiunto in soccorso il Cafoncello di Treviso. E torna d'attualità la pericolosità di quella strada. Noi per il passato abbiamo già scritto alla provincia invitandola a introdurre dei limiti di velocità. La linea di carreggiata è doppia, divieto di sorpasso, è stato posto, i limiti di velocità sono stati posti. Poi sta un pochino anche al senso civico dei cittadini capire che non ci troviamo in autostrada e adeguare la velocità. Battistin, originario di San Stino di Livenza, abitava con la compagna da circa un anno in via Canaletto, profondo il cordoglio tra Vidore e Bigolino, dove vivono i parenti della coppia.